stata una splendida serata per tutti coloro che hanno deciso di passare il Capodanno in Prato della Valle. La temperatura mite e l'assenza di precipitazioni hanno fatto sì che anche il concerto di Radio Company, Wonder Company, abbia potuto godere di un buon pubblico. Le presenze hanno visto la partecipazione di molti da città e provincia, ma molti anche i turisti che hanno scelto Padova come meta dove dare il benvenuto al 2018. Piazza presidiata da forze dell'ordine, protezione civile, Croce Rossa, vigili del fuoco e steward. Presenti anche le barriere antiterrorismo, ma nessun controllo per l'accesso. Novità nella viabilità pedonale. Per l'evento tolti tutti i panettoni in cemento che circondavano la piazza e segnalati con nastro i paletti non rimovibili. Barriere al concerto e lanterne giganti a segnalare le vie di fuga. Per questo Capodanno nessuna limitazione era stata presa nei confronti delle lanterne cinesi, mentre era vietato introdurre bottiglie di vetro o lattine, divieto del tutto ignorato dai più che non hanno voluto rinunciare al brindisi con lo spumante. Lo spettacolo è stata una piazza satura di bottiglie di vetro alla salute dell'ordinanza. Lo spettacolo piromusicale della durata di 15 minuti è stato organizzato dalla ditta parente Fireworks. Spisciamber Channel News, Padova.